con un atteggiamento proprio tipo Far West, sa, con quelle, ci ha intimato tutti di stendersi per terra e avvertito che si trattava di una rapina. A loro interessavano solo i soldi. 6 colpi, dalla rapina alla tabaccheria del 30 dicembre scorso a Merlengo di Ponzano all'irruzione in una salumeria di Villorba il 14 gennaio, passando per Oderzo, Altivole e Treviso. I carabinieri della compagnia di Conegliano hanno sgominato una banda di giostrai composta da 3 fratelli Garbin di 29, 34 e 42 anni e dal loro complice il 36enne Donovan Loccato, che tra fine 2024 e inizio 2025 era diventata l'incubo dei commercianti della marca e dei loro clienti. Volevano le chiavi della cassa e puntandomi la pistola alla tempia. In quel momento volevo anche reagire, di dire verità, però c'era sempre lei come ostaggio, cioè non mi sono sentito di reagire. Al CRAI di Altivoli si erano presentati con un Kalashnikov che tuttavia non è stato rinvenuto nel corso delle perquisizioni, e poi la tabaccheria di Piavon e 2 supermercati Prix. Il loro modus operandi li ha traditi. Utilizzavano una macchina rubata solitamente nell'ambito della giornata, che poi scortavano con delle macchine pulite che lasciavano a poca distanza dagli obiettivi. Quindi una volta commessi i reati lasciavano la macchina rubata, riprendevano le proprie auto, e questo ci ha consentito appunto di tracciare un po' i loro movimenti e comprendere anche quello che era il loro modus operandi. Le ordinanze di custodia cautelare, 3 in carcere e 1 ai domiciliari, a carico dei 4 giostrai, sono state eseguite nelle scorse ore. Il 29enne e il 33enne si trovavano già in cella. Nel 31 luglio abbiamo proceduto alla esecuzione di 2 misure cautelari, sempre per 2 rapine commesse ad Altivole e a Paese, a 2 farmacie con le medesime modalità. Rapina aggravata e porto abusivo e detenzione di armi le ipotesi di reato a carico della banda, ma anche un episodio di incendio doloso di una Porsche Cayenne rubata a Boara Pisani, in provincia di Rovigo, utilizzata per più rapine. Una volta che hanno capito che eravamo sulle loro tracce, per dissimulare, per cancellare le tracce della loro presenza e per evitare che se arrivassimo a loro, hanno bruciato la macchina. Uno dei 4 ha cercato di scampare all'arresto nascondendosi sotto il letto all'arrivo dei militari. Nomi già ampiamente noti alle cronache, quelli dei Garbin, così come Loccato, figliastro di Alex Lucchesi, il 54enne che a febbraio, in una gelateria di Chiarano, aveva sparato al genero ferendolo. L'arma utilizzata era stata successivamente trovata proprio in possesso di Loccato.